potrebbe essere la soluzione al problema, annettere Menfi, che è il paese più vicino, alla provincia di Trapani, in modo da avviare al deficit dei 41 chilometri che farebbe sparire la provincia trapanese. Per questo il presidente della provincia, Mimmo Turano, ha annunciato che nelle prossime ore invierà una richiesta ufficiale per includere il comune di Menfi nella circoscrizione della provincia di Trapani e contestualmente eleggerebbe un menfitano come assessore della giunta provinciale. Una soluzione pensata dopo la notizia dei giorni scorsi, secondo cui l'amministrazione da lui guidata rischierebbe di essere unificata con quella della provincia di Agrigento per la mancanza di appena 41 km² di superficie per rientrare nei limiti previsti dalla legge. Il nuovo decreto sulla spending review, dice Turano, che conferisce piena potestà alle autonomie locali circa la rivisitazione dei confini territoriali, non può che spingermi a chiedere alla cittadina di Menfi, su cui ricadono tantissimi interessi comuni, quali quelli agricoli, turistici ed ambientali, di venire inclusa nella provincia di Trapani. Per il sindaco di Menfi, Michele Botta, si tratta di una proposta seria da valutare insieme a tutte le forze politiche e alla cittadinanza. Come si sa, per effetto del riordino, su 9 province siciliane ne rimarranno in vita solo 4: Palermo, Agrigento, Catania e Messina. Oltre a Trapani, la scure si abbatterà su Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. Caltanissetta non rientra in nessuno dei due criteri: poco più di 271.000 residenti e una superficie di 2.125 km. Stesso discorso per Ragusa, che ha poco più di 318.000 residenti e una superficie di soli 1.614 km. Enna, per 62 km² supera l'asticella relativa alla superficie, ma sarà cancellata perché conta solo 171.000 residenti. Ragioni invertite per Siracusa: popolazione sufficiente, 404.000 unità, ma estensione territoriale di soli 2.109 km. Numeri, cifre fredde e rigorose, ma soprattutto brutali, perché la strada scelta da Monti e dai patroni griffi farà sì che i nuovi enti dovranno cancellare l'identità dei nostri territori, con alle spalle storie millenarie che affondano le radici nella notte dei tempi. È il caso di Trapani, i cui primi insediamenti abitativi preistorici risalgono al Paleolitico e sono presenti in varie località, Lemanso su tutte.